Grazie Safira. Allora avete sentito di riforme, ha parlato anche il Presidente della Repubblica Napolitano, che è a Verona in occasione del Vinitaly, da dove vedo collegato il nostro Paolo Brinis. Paolo, come sta andando? Sì, esatto, il Presidente della Repubblica ne aveva già parlato ieri, lo ha ribadito con forza anche oggi di questa necessità delle riforme condivise, fate proposte concrete, ha detto il Capo dello Stato, partiamo da quanto già è stato fatto, per esempio per quanto riguarda il federalismo fiscale, cerchiamo delle convergenze, ma insomma le riforme vanno fatte. Queste immagini si riferiscono proprio a Napolitano all'interno del Vinitaly, oggi possiamo dire in qualche modo una giornata storica. Prima volta che un Presidente della Repubblica visita gli stand appunto dei produttori di vino italiani, e su questo argomento abbiamo un servizio. Ce n'è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche. Le aziende vinicole italiane sono ormai in grado di soddisfare tutti i palati, anche quelli più esigenti. Sono però le bollicine, prosecco e metodo classico, quelle che numeri alla mano riscuotono maggior successo, soprattutto tra le donne. Le donne sono oggi sempre di più quelle che scelgono il vino al ristorante, sono sempre più appassionate, frequentano i corsi di sommelier, vanno a scegliere, vengono a visitare le cantine. Abbiamo una qualità alta a un prezzo accessibile. Altri spumanti del mondo che hanno grande successo, ma non tanto quanto il Prosecco, hanno dei prezzi accessibili ma delle qualità mediocri. Si respira ottimismo qui al Vinitaly di Verona, i dati poi, ci dice il Ministro dell'Agricoltura Luca Zaia, ci confortano. Assolutamente sì, più 9% delle esportazioni, ma soprattutto dobbiamo dire che le bollicine italiane stanno soppiantando letteralmente lo champagne. Sembra insomma essere davvero questo l'anno del rilancio in tutte le regioni, dal Piemonte alla Puglia, dalla Toscana alla Sardegna. Ci sono tutte le motivazioni per poter investire e anche per puntare sull'innovazione, perché qui si può realizzare veramente quell'intreccio strategico tra innovazione, futuro e tradizione. E questo è un motivo di più per puntare su un settore che dà anche questo valore aggiunto sul capitale umano. Un nuovo allarme sociale riguarda i giovani e l'uso di droga. Cristiana Svaldi. Sì, una vera e